raccontare come sia arrivato alla fine in Sicilia, devo partire da una fase della mia vita negli anni 70, quando vivevo in una comunità sociale, il Guario, nell'ampia periferia milanese, dove tra le varie attività c'era anche la gestione di un bar in cooperativa, del cui ricavato economico si decideva ogni volta di destinarlo alla ricerca e studio di altre esperienze di cooperative sociali. Così a gennaio 1973, su suggerimento di un socio del Guado, Salvatore, siciliano, che ci segnala la presenza di una realtà cooperativistica in Sicilia, ad opera di Danilo Dolci, si decide di scegliere quella meta per il nostro primo viaggio alla scoperta del mondo cooperativistico. Fin dagli anni 60 sono iniziate manifestazioni. Tutto questo ha rappresentato per l'intera regione un fatto storico senza precedenti, ma ha un piccolo punto debole, che è la capacità della popolazione di proseguire sulla strada dell'impegno e della resistenza al potere e alla cultura mafiosa, che spesso è pure aiutata da esponenti governativi, come acclarato dai vari processi cui sono stati sottoposti Dolci e i suoi più stretti collaboratori. In particolare ci racconta dell'iniziativa di Radio Libera, l'emittente installata al centro studi di Partinicolo nel marzo del 70, con la quale per più di un'intera giornata sono state trasmesse con le voci di cittadini di ogni genere, di diverse età, lavoratori e intellettuali, una serie di denunce documentate sulle responsabilità e le inadempienze governative per la situazione delle zone colpite dal terremoto nella valle del Belice. E io qui ascoltavo senza immaginare come sarebbe presto diventata la nuova meta del mio cammino.